In diretta oggi dalla sede della Regione Veneto Palazzo Balbi si è tenuta qui la consueta conferenza stampa del Presidente Luca Zaia, perché oggi è stata la giornata della nomina dei nuovi direttori generali delle 13 strutture sanitarie del Veneto. 13 nuove figure, 5 riconferme, 4 signore e anche dei volti nuovi. In particolare la squadra che dovrà operare in sinergia per dare risposte al territorio, affrontando anche l'emergenza del Covid. C'è una figura che è un direttore generale, quello dell'ULSS 4, che arriva dal mondo delle professioni sanitarie infermieristiche, l'unico caso in Italia. Ma sentiamo il Presidente del Veneto Zaia ed anche il nuovo direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova, che è Giuseppe Dalben, che lascia l'ULSS 3 serenissimo. Un'ottima squadra, lo vedrete, lo dimostreranno sul campo, donne in gamba, assolutamente professionisti in gamba, e direi che ci sono tutti gli elementi per fare un bel lavoro. Abbiamo affidato le nostre aziende ospedaliere del Veneto, ma abbiamo affidato in mano il territorio e il futuro della nostra salute, e direi che sono tutti professionisti che sono in grado assolutamente di far crescere ancora di più dal punto di vista sanitario il Veneto. Sono 4 le donne, si poteva avere qualche donna in più o non sono arrivati il curricula di donne? Beh, non ne farei sempre una questione di numeri, direi che questa è stata la formazione ideale che abbiamo trovato, perché poi è una formazione che parte dalla professionalità, dalle caratteristiche personali, dalla capacità di dialogo. Questa è la formazione ideale. Quanto è stato importante Azienda Zero? Azienda Zero durante il Covid è stata strategica. Pensare di avere un unico centro di acquisto delle mascherine, dei camici, dei calzari, delle attrezzature, dei respiratori per le terapie intensive ha evitato che 13 aziende andassero sul mercato ed ognuna delle quali chiedesse fornitura per lo stesso articolo. Magari parlando con lo stesso fornitore avremmo pagato di più la merce e avremmo semplicemente fatto una guerra tra poveri. La complessità di Venezia sarà utile in che modo per la gestione di Padova? Quali saranno le caratteristiche maturate nel panorama complesso di Venezia che potrà in qualche modo trasferire a Padova? Sì, la gestione di Venezia, città in particolare centro storico, è una gestione dal punto di vista sanitario molto complessa. Pensate per esempio al tema dell'emergenza-urgenza, delle idroambulanze, cosa vuol dire appunto soccorrere le persone a Venezia. È stata quindi un'esperienza che mi ha formato molto, ed è un'esperienza che porterò anche su Padova, nell'attenzione che bisogna avere non solo nella fase dell'emergenza-urgenza, ma nelle fasi proprio delle difficoltà delle persone di accedere ai servizi. Farò il possibile perché questa cosa diventi una realtà, di non tradire la fiducia del Presidente e di approcciarmi con la città che è sotto i riflettori del mondo, in modo tale che la sanità sia all'onore del mondo, che sia un punto di eccellenza, che sia una sanità vicina ai cittadini, in primis, dei cittadini veneziani che ci vivono, di una popolazione anziana, perché Venezia è fatta di una popolazione anziana, ma anche da tanti occhi che arrivano e che guardano e devono guardare con meraviglia come ammirano il grande patrimonio artistico della città, anche quel grande patrimonio che è il grande valore che è la sanità del Veneto, e quindi una grande vetrina anche nei confronti del mondo per la sanità veneta.